marzo, per tutta la notte, i principali impianti idraulici della penisola sono stati illuminati dai colori della bandiera italiana. Bagliori nella notte, la notte tricolore delle idrovore, è un'azione fortemente simbolica voluta dall'ANBI, Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, per ricordare a tutti che gli impianti idraulici per la gestione dell'acqua, come anche tutte le persone che si occupano di questi impianti, sono un patrimonio dell'intero Paese. In Friuli Venezia Giulia il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha illuminato per tutta la notte l'impianto idrovoro Lame di Precenicco che vedete alle mie spalle e che festeggia anche i 100 anni, motivo di più per illuminarlo. L'idrovora, perfettamente funzionante, è anche una potenziale attrazione turistica essendo costeggiata dalla frequentatissima ciclovia FVG2. Le opere idrauliche appartengono a tutti, ha detto Rosanna Clocchiati, presidente dell'ANBI regionale, ed è fondamentale la loro continua manutenzione e potenziamento che in Friuli Venezia Giulia poggia su una buona collaborazione tra istituzioni. Queste opere mantengano in sicurezza il territorio, le persone, gli insediamenti, l'economia, tutto quello che insiste, e servono anche per pensare al futuro, a quello che sarà il futuro. Sono opere che devono essere costantemente monitorate, devono essere potenziate anche con investimenti, e quindi l'importanza di averle in questo territorio e di essere riconosciute e conosciute è fondamentale. Quindi portando l'attenzione in una serata come questa diventa strategico per il futuro, anche per lanciare dei messaggi importanti sui finanziamenti e su come il clima sta cambiando. Questa idrovora, che raccoglie le acque di 2600 ettari e 40 canali della Bassa Friulana, come gli altri impianti, era stata costruita per durare sempre e fa parte di un complesso di 38 idrovore che sono servite alla bonifica e poi alla regolazione delle acque di quella che viene definita la piccola Olanda, la Bassa Friulana. Tutti i territori convergono le loro acque qua. Qua è il punto più basso. Le acque, siamo a 2,60 metri sotto il livello del mare, siamo protetti da un'arginatura alta 3 metri. Tutto questo territorio quindi deve essere costantemente servito da questo impianto. Le pompe sono 4, la parte di motore è stata sostituita, queste qua però continuano a fare la loro funzione. L'adeguamento dei cambiamenti climatici del territorio è stato fatto non sostituendo questi idrovora, costruendo altri idrovori vicino che possono aiutare il servizio idraulico di tutto questo territorio. Senza questi impianti il territorio sarebbe sott'acqua e non ci sarebbe la vita così come oggi la conosciamo, perché l'ambiente non si regola da solo, ha ricordato Roberto Budai, presidente della 4ª commissione del Consiglio regionale, che si occupa anche di tutela dell'ambiente e del paesaggio. E in questo caso invece ci rendiamo conto cosa vuol dire l'uomo nell'ambiente, perché a dispetto di quanto professano tante persone, l'ambiente non si regola da solo. L'illuminazione tricolore dell'idrovora è stata accompagnata dall'inno nazionale, da una cerimonia introdotta da Monica Zampari del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, presente anche il direttore del consorzio Armando Di Nardo. Monica Zampari ha ricordato che le idrovore sono state fin dall'inizio un riferimento delle comunità, punti di osservazione del territorio, tanto che l'idrovora Lame era stata costruita con una torre a questo scopo. E per il luogo dove sorgeva, spesso al confine tra la laguna e la campagna, l'idrovora diventava anche uno strumento di controllo di quanto succedeva su quel territorio. Per il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, non si devono fare sconti sulla sicurezza dei territori e delle persone. Per questo le opere necessarie vanno realizzate e basta, anche se oggi tempistiche e procedure sono meno semplicistiche rispetto a ieri. L'uomo nella storia ha cercato sempre di governare il territorio e l'ha fatto attraverso opere importanti come quella che abbiamo visto questa sera illuminata. Però sappiamo benissimo che è un impegno che non ha fine, perché il governo del territorio richiede costanza, richiede lavoro quotidiano e anche cercare di trovare sempre soluzioni nuove. Oggi come oggi noi dobbiamo farlo ponendo la sicurezza delle persone come bene prioritario su cui lavorare. Tra le autorità presenti alla cerimonia di accensione del tricolore, la consigliera regionale Maddalena Spagnolo e il sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, che ha portato i saluti dell'amministrazione comunale. Una serie di opere ingegneristiche molto complesse. La finalità è quella di essere non solo all'avanguardia.